E siamo in chiusura di trasmissione, abbiamo lasciato l'assessora Portas nel corso della proiezione del film su Regeni, ma adesso parliamo dell'evento di dopodomani. Prendi via il Salone di Torino, un appuntamento importante. Come si è preparata la Regione Sarda? Sono tanti mesi che lavoriamo a questo importante appuntamento, la Regione Sardegna di nuovo in collaborazione con l'Associazione Editori Sardi per questo importante evento per l'editoria italiana e per l'editoria sarda. Un incontro dei libri con i ragazzi, le ragazze e le persone che annualmente visitano il Salone, molto numerose. È un appuntamento che abbiamo preparato con tanta cura e con degli eventi veramente importanti e collaborazioni davvero importanti, anche con una declinazione sarda dei temi che quest'anno è particolarmente rilevante. Il fattore più rilevante è il centenario di Grazia Deledda. Allora sì, la nostra diciamo, declinazione è duplice, perché oltre il centenario del Nobel di Grazia Deledda abbiamo anche la presentazione, la celebrazione del riconoscimento UNESCO delle Domus Dejanas, quindi doppio titolo, e tutti questi temi verranno appunto presentati al Salone in tanti modi diversi, non solo con i libri, la letteratura, ma anche con la musica e con il cinema. Quindi un appuntamento culturalmente davvero molto rilevante. A Torino vi accompagna lo slogan "Una volta dipinta di stelle". Perché? Perché il manifesto è un complemento illustrativo, è una bellissima illustrazione di Paola Serra che accompagna il claim scelto dalla Regione per questa partecipazione. La volta dipinta di stelle è una citazione letteraria che rimanda alla novella L'anellino d'argento di Grazia Deledda, inserita nella raccolta Il dono di Natale, una raccolta di novelle destinate ai ragazzi che riprende entro una dimensione fantastica anche il tema delle Domus Deianas e delle case delle fate, e quindi l'incipit di questa novellina, che ha come protagonisti dei ragazzini, è dedicato al mistero delle case delle fate. La Deledda, nel descrivere questa ambientazione, fa riferimento anche a una camera particolare, bellissima come un pulpito d'oro, con una volta dipinta di stelle, dopo la quale si apre una successione di stanze infinite che sboccano infine sul mare. E quindi la novella si intitola L'anellino d'argento perché c'è un riferimento a questa sorta di amuleto da cui si sprigiona un fascio d'iride che consente di inventare 100 storielle in una sera, quindi c'è una commistione di realtà, letteratura e fantasia che riprende i due focus delle Domus Deianas e del centenario del Nobel assegnato a Grazia Deledda e rende protagonisti i ragazzini con un collegamento ideale al tema conduttore individuato da Annalena Benini, Il mondo salvato dai ragazzini, per il Salone del Libro. Ci avviamo alle conclusioni della trasmissione. Una curiosità. Maggio 2026 festeggi 14 anni alla guida degli editori sardi. Sì, festeggio. Spero che insieme a me festeggino gli associati, insomma evidentemente è un segnale di fiducia che hanno riposto nei miei confronti e nei confronti del direttivo che guida in maniera con ricambi fisiologici l'associazione. Noi ci adoperiamo per dare continuità e lustro a questo organismo, un presidio professionale posto a tutela degli interessi degli editori, che quest'anno compie 40 anni di attività a ottobre. Tra le prime in Italia. È la rete locale della Fiera del Libro più longeva d'Italia, e quest'anno assieme ad altri colleghi di 7 associazioni regionali daremo vita a un coordinamento nazionale, un nuovo presidio professionale che è posto proprio a tutela in maniera reciproca. Stiamo creando un network per favorire lo scambio tra i colleghi di tutta Italia e giustamente uniformare, insomma, le politiche editoriali. Un'ultima cosa, quanti siete? Siamo 27, abbiamo avuto da poco un nuovo ingresso, una casa editrice cagliaritana che si è costituita 2 anni fa,
e quindi siamo sempre, insomma, la Sardegna non è sicuramente in Italia la regione che esprime il maggior numero di editori, ma questo attiene anche al dato, se vogliamo, demografico, però è la regione che ha una produzione editoriale sicuramente molto riconoscibile, di qualità e diversificata. Tutti presenti a Torino? Sì, quasi tutti presenti a Torino insieme a editori non associati e presenti anche all'interno del nostro stand che sarà contiguo a quello della regione.